Assessore Sciaurli, per quali obiettivi ricorderà questa legislatura? Per alcuni obiettivi ancora da concludere, ma soprattutto per tanti obiettivi raggiunti, un grande investimento sulla competitività delle nostre aziende agricole ed agroalimentari, più 30% di risorse europee sul nostro programma di sviluppo rurale, a cui come Regione abbiamo aggiunto oltre 40 milioni di euro proprio per stimolare trasformazione dei prodotti e la loro commercializzazione, la loro capacità di stare su un mercato sempre più competitivo. Nello stesso tempo un grande lavoro sul Fondo di rotazione in agricoltura, la legge 80, 350 milioni di euro che con gli ultimi 45 milioni appena deliberati in giunta arriveranno a circa 400 milioni di euro per supportare gli investimenti delle nostre aziende con il Fondo di rotazione e che ha portato a un volano di circa 3.000 finanziamenti sul territorio regionale. Quindi da questo punto di vista un grandissimo credo risultato. Un grande lavoro anche sulla sostenibilità ambientale, una delle ultime e delle prossime frontiere dell'agricoltura per superare quell'antagonismo fra tutela dell'ambiente e lavoro agricolo, e l'abbiamo fatto con un investimento incredibile sul biologico, con il più 172% di superfici biologiche, siamo di gran lunga la migliore regione italiana in questo settore, e l'abbiamo fatto con un altrettanto importante investimento sull'uso irriguo e sul nostro sistema irriguo, sia per risparmiare, perché il risparmio e l'uso coscienzioso dell'acqua è fondamentale, sia per migliorare proprio la produttività delle nostre imprese. Circa 50 milioni di euro sono andati effettivamente ai consorzi di bonifica e di irrigazione per migliorare queste strutture. Il terzo grande asse di lavoro che ci ha impegnato in questi anni è stato quello della promozione, della tutela, io direi anche di un ritrovato orgoglio dei nostri prodotti. La tutela dei nostri vini attraverso la DOC Friuli, la tutela della ribolla gialla, la tutela della pittina, ma anche del tiramisù non sono cose che sono romantiche, ma sono delle scelte di identificare sempre più i nostri prodotti con il territorio, ovvero marcare la biodiversità di questa regione, ma anche puntare su quello che nessuno può copiarci. Quindi un grandissimo lavoro sulla promozione dei nostri prodotti, sul nostro orgoglio, che però, devo dire, ha portato anche degli esiti di attenzione internazionale e nazionale di grandi gruppi e anche di realtà molto importanti sulle nostre filiere agroalimentari. Quindi una crescita davvero importante per quanto riguarda la promozione e la conoscenza del prodotto Made in Friuli Venezia Giulia.